Siamo col mister Alessandro Cupisti, ecco una partita quasi perfetta, 12-1, hanno giocato praticamente tutti, hanno segnato quasi tutti, stasera bella vittoria. Una bella partita, sono stati bravissimi i ragazzi a interpretare la gara per una buona parte del primo tempo, poi sulle finali del primo tempo assolutamente no, perché abbiamo perso subito a livello mentale le marcature di quello che dovevamo fare, perché si pensava di aver già vinto. Nel secondo tempo ci siamo parlati, siamo guardati un attimino, siamo rientrati col solito piglio e hanno fatto un'ottima gara. Era importante che chi non avesse segnato in queste partite stasera sia andato a gol, perché è una questione di morale che servono tutti. La dimostrazione è che servono tutti i giocatori, noi le abbiamo e io credo tantissimo a questi ragazzi, proseguiamo per l'obiettivo. Ecco, infatti magari il rischio di una squadra che sta vincendo di qualche gol di scarto nel secondo tempo magari di abbassare la guardia, complice anche i tuoi suggerimenti della panchina che li sentivamo, comunque la squadra ha disputato un secondo tempo veramente perfetto anche dal punto di vista mentale. No, su quello ho detto, faccio i complimenti a tutta la squadra perché si sono applicati, cioè devono capire che se vuoi arrivare a determinati traguardi bisogna usare la testa, loro hanno i mezzi, hanno le qualità e devono mettere a posto qualità e testa. Grazie mister. Grazie a voi.